Torna a trovarci invece Federico Marini per quanto riguarda il Confartigianato e i tanti lavoratori in Sardegna che comunque battono il ferro finché è caldo e in qualche modo, anzi in qualche caso battono anche cassa, perché qui i soldi scarseggiano. Ma parliamo di una cosa molto bella legata ai dolci. Buongiorno Federico. Buongiorno a voi, buongiorno La a voi. scuola civica dolciaria di Quartu è un altro segmento dell'artigianato. I dolci tipici sono una cosa della tradizione che non bisogna perdere, e alcune volte sento dire da alcune signore: non riesco a tramandare a mia figlia questa usanza, passione, questa passione. anche, certo. E chi le fa? Chi li fa i dolci? Se non appunto le mamme, le nonne, e via via, insomma, si tramandano questi saperi e sapori. Esatto. Sì. Domani si chiude appunto la quarta edizione della Scuola Civica Dolciaria. È un progetto realizzato, disegnato e realizzato dal Comune di Quartu Sant'Elena, ovviamente in primis, dalla Scuola di Formazione di Confartigianato, che è l'ente di formazione, e da Confartigianato Cagliari. Quarta edizione, come potete vedere anche nelle immagini, ha avuto un ottimo successo in questi 4 anni. Abbiamo avuto, tra virgolette, abbiamo avuto circa 940 partecipanti. Quindi vuol dire che comunque i ragazzi e le ragazze hanno ancora interesse a imparare come si fanno i dolci fatti proprio in casa con all'antica, esatto, con la ricetta della nonna alla mano. Vi dico una cosa: ci sono stati 940 partecipanti, ma 500 persone non sono riuscite a partecipare. Ma davvero? Sì. Quindi fuori dalla porta erano lì che bussavano e stavano con l'orecchio attaccato al muro per sentire qualcosa, spiare e capire qualche segreto. Una cosa incredibile. Ogni anno purtroppo non accettiamo una media di 250 persone che ce lo richiedono, e ricordiamoci che sono state 25 mini corsi che abbiamo fatto quest'anno. Una giornata praticamente si svolge dalla mattina alla sera, dall'impasto fino alla cottura appunto del dolce. Ha avuto una risonanza a livello nazionale, e sono venuti dalla Sardegna, sono venuti da tutti gli angoli dell'isola, e sono venuti anche tantissimi turisti. Quindi non è una cosa che è rimasta a Quartu, solo a Quartu, ma ha raggiunto tante persone che ci hanno chiamato da Sassari. Sì. E i turisti? E i turisti sono stati sono molto contenti, soprattutto perché sono stati inebriati. Esattamente, sono venuti per riuscire a capire a capire come si fanno, oltre ovviamente all'assaggio, ovviamente a mangiarli e a comprarli. Secondo me sono venuti per l'assaggio, poi hanno cercato di capire anche come si fa. Matteo ogni tanto guarda, non concede niente, invertire la sequenza sia meno onesto. Il risultato è sempre eccellente. Ottimo, assolutamente anche curiosi dei soddisfatti. Però lei mi perdoni, lei quando va in che ne so, una delle zone della Sardegna adesso coinvolte nell'autunno in Barbagia, faccio conto che lei ci va dove c'è una degustazione magari di vini del posto, lei va per conoscere come hanno fatto il vino o va per assaggiare quel vino prima? Poi magari le diranno anche come l'hanno prodotto, qual è l'azienda, quali sono le particolarità, ma lei parte da Cagliari per andare ad assaggiare, anzi c'è gente che parte in pullman per non prendere la macchina. Ma perché io appartengo alla categoria dei consumatori, è chiaro che devo per forza prima consumare. Degli alcolisti ormai dichiarati, non più anonimi. Comunque il settore dolciario è diciamo che in espansione, sì. È forse uno di quei settori che continua a mantenere. Tra il benessere e il settore dell'alimentazione di alta qualità come questo sono in assoluta espansione, e noi in questi anni abbiamo il progetto, dobbiamo partire dalle origini, era dell'ex vice sindaco di Quartu, purtroppo è morto 5 anni fa, è deceduto. L'idea era sua, noi l'abbiamo rielaborata con l'attuale giunta e ovviamente con Confartigianato.
e abbiamo organizzato questi mini corsi che sono svolti, che sono andati avanti appunto per 4 edizioni su 8 tipi di dolci di quarto: osse mortu, guefus, pastissus, candelaus, osse mortus, guefus, pastissus. Scusate, perché io qua mi sento parlare. Io non sono un esperto. Quando ero bambino è difficile, bisogna frequentare la scuola per capirlo bene. La lingua quasi di una civiltà ormai passata. Osse chi? Osse mortu. Credo si facessero nel periodo dei morti, esatto. Ma come si chiamano bene? Ossu de mortu, osse mortu, ossa dei morti. Sì. Che avevano la forma, Esatto, delle ossa. Esatto. Poi guefus, pastissus, candelaus, il gâteau, quello con le mandorle, il pilichictus, che riconosco, musazzolo e bianchinus. Quindi sono eccellenti, li possiamo vedere. Rigoresi anche. Esattamente. Ci saranno a casa in questo momento delle signore che magari vorrebbero anche contribuire dando un consiglio. Ginetta sarà brava, Ginetta? Non lo so io, se ha mai fatto i dolci sardi, anche se a Nuoro questi sono dolci tipici di Quartu. Quindi l'abbiamo fatti appunto per una signora quartese che ci sta guardando. 070 40 91 233. Se volesse contribuire, se magari volesse prendere il telefono e dirci qualcosa in più sui dolci sardi di Quartu, o qualche ingrediente speciale piuttosto che un segreto per farli, o forse anche solo il contributo per dire anch'io ho tramandato oppure ho imparato da mia nonna, da mia madre a fare i dolci sardi, non sarebbe male. Ecco, questo è il numero di telefono da contattare anche in questo momento, se vi va. 070 40 91 233, così abbiamo anche un contributo in più. Non è obbligatorio, se arriva, se non arriva ce ne faremo una ragione, ovviamente, la telefonata. Allora, dicevo, il settore del dolciario è in espansione, quindi vuol dire che forse gli artigiani che fanno devono questo puntare, mestiere devono fare formazione importante per loro. Vi dico soltanto qualche dato. Solo a Quartu ci sono 14 imprese dolciarie 14 che fanno esclusivamente questo tipo di dolci, 8 tipologie dolciarie, 26 le imprese che fanno pasticceria di questi dolci, e anche panetteria, il pane tipico di Quartu. Classico. Poi 65 imprese dolciarie in tutta Quartu, mettendole tutti assieme, 40 quintali di dolci di questa tipologia, 600 quintali annui tra tutti i dolci, e poi ci sono altri vari, sono 44 gli addetti, e quindi diciamo che è un'economia molto importante e che deve essere valorizzata. E vi dico che noi insieme il comune di Quartu, insieme a noi, ha lavorato molto in questi anni per far diventare la scuola civica un elemento stabile e fondante appunto dell'attività diciamo produttiva di Quartu. Senti, ma questi dolci vengono anche venduti fuori da Quartu? Sì, assolutamente. È proprio una sana economia. Assolutamente. Infatti vengono venduti sia alla distribuzione, alla grande distribuzione organizzata. Arrivano questi dolci? Sì, assolutamente. E sono i dolci tipici di Quartu. Noi abbiamo studiato anche un marchio, abbiamo fatto anche una vetrofania, c'è anche un'applicazione per smartphone, e quindi tu puoi andare a vedere dove puoi andare a cercarli, le ricette, e diciamo è tutto quello che gira attorno poi fa parte del souvenir o dell'acquisto che il turista fa per portarsi a casa un ricordo della Sardegna. Hai detto bene, perché va a cercare il vassoio di dolci tipici. È un prodotto che vale, ed è un'economia, come hai detto tu bene, e io voglio ripeterlo, che è un'economia sana, che deve crescere, e soprattutto deve ancora forse il punto che non è stato ancora sviluppato è quello dell'export, nel senso che deve essere organizzata ancora meglio, e noi l'abbiamo lavorato facendo anche i corsi per le imprese,
affinché questi prodotti poi possano andare all'estero e possano arrivare in un tempo. Devono avere però costi bassi, Costi bassi, certo, la qualità alta, la qualità deve essere sempre alta, assolutamente. Nella filiera dei costi il problema è il trasporto, quindi bisogna trovare il modo di far sì che questi prodotti vengano poi spediti a un costo che per l'azienda non incida così tanto da poter tenere poi il costo del prodotto e quindi dell'arrivo finale al cliente con soddisfazione e con una via di mezzo tra quello che è giustamente la qualità, la freschezza per il prodotto, la freschezza e poi anche il fatto che non incidano così tanto le spese di trasporto, perché va dato atto che sta nascendo una consapevolezza di questo filone, quindi può dare tanto lavoro a molta gente. Molto. Una Voi cosa... state supportando tutta questa dinamica. Tutto, dal corso all'impresa. Bene, allora l'impresa per noi sarà tornare dopo la pubblicità con al telefono anche Daniele Contu per parlare di un laboratorio del talento e continuare ad avere qui ovviamente Federico Marini per chiudere questa chiacchierata di martedì 2 di dicembre legata alle tante sfaccettature di Confartigianato, partendo sempre dai dolci, però insomma ci sono tante altre parti che abbiamo già analizzato in tutti questi mesi e settimane e che continueremo a fare tra poco, dopo il fatturato, perché il fatturato sta davanti a tutto? C'è l'infa vitale. In realtà sta lì ed è importante farlo, quindi prego, a tra poco. Tornando ai dolci che anche a Natale, a proposito di Natale, sono legati alla tradizione, perché molte famiglie prediligono il dolce sardo al panettone, oppure anche, se vogliamo, mantenere in qualche maniera il campanilismo dell'acquisto del panettone di Pula, facciamo conto, piuttosto che di qualche altra zona, ma fatto in Sardegna. Assolutamente, hai detto bene, mi voglio agganciare a quello, appunto, diciamo, al discorso sulle feste natalizie, che questa è un'ottima occasione appunto per comprare e consumare e regalare, soprattutto in Sardegna, agli amici sardi, agli amici che stanno oltre Tirreno, esatto, i dolci della produzione tipica sarda. Può pensare anche di fare un bel cestino, assolutamente si fa il cestino con i prodotti tipici, no? Esatto. Qui si può fare il cestino con i dolci tipici. I dolci, sì, oltre ai dolci ovviamente noi vogliamo ricordare che ci sono talmente tante altre tipologie diciamo dell'agroalimentare. Scusa, mi puoi mettere dentro i dolci, il vino, poi un moscato di tempio che ha vinto milioni di premi, il prosciutto che potrebbe essere di qualsiasi azienda, i formaggi, esatto. Il panettone, come hai detto tu, che ci sono grandissime nel senso come valore, imprese sarde che stanno facendo il panettone, il pandoro lo fanno molto bene. Le imprese sarde. Sì, le imprese sarde sono in crescita anche in questo settore, è una buona notizia. E soprattutto in questo periodo aumentano la loro produzione. Il problema, se può essere, che la produzione è molto per il consumo domestico territoriale, nel senso che sono ancora troppo piccole per avere un'espansione che poi potrebbe il respiro nazionale, prima della pubblicità, l'idea di esportare, ma se non ci sono i numeri. Vi dico una cosa, io ho partecipato a delle fiere anche a Monaco qualche anno fa. Una impresa di Milis che faceva i panettoni ha portato questi, appunto, i propri prodotti. Sono arrivati questi tedeschi e nel giro di un mese e mezzo ne volevano circa 10.000, cioè 10.000 era la produzione di questo piccolo forno forse in 20 anni. Cosa hanno fatto? Si sono consorziati. Benissimo, consorziati e sono riusciti a soddisfare e questa impresa è riuscita a vendere bene e a stare sul mercato e a andare a occupare una fetta di, diciamo, di mercato. Oltre che una fetta di panettone e anche una fetta di mercato, giustamente. Esatto. No, ma poi tra l'altro la cosa che è più interessante è distribuire la possibilità di lavoro anche ad altre attività che erano poi importante, legate al uniamo le forze per soddisfare una produzione che non faremmo neanche in 20 anni. Come abbiamo detto l'altra volta, le persone che arrivano in Sardegna cercano il prodotto tipico sardo, che sia fatto con prodotti
sardi, che la lavorazione deve essere sarda e soprattutto che rispetti le prescrizioni della qualità. Certo. Quindi quello che a me fa un po' sempre sorridere, ma è un sorriso sarcastico, è che abbiamo talmente tante potenzialità. Abbiamo delle Ferrari che sono sempre lì parcheggiate o con un motore che invece è della 500, la scocca è della Ferrari, il motore è della 500, e non riusciamo mai a salire su una Ferrari che abbia tutte le caratteristiche di una Ferrari. E la politica forse in questo caso dovrebbe intervenire, dovrebbe trovare le strade per convogliare anche le forze, no? Diciamo la verità, che nel passato abbiamo sottovalutato queste assolutamente. Abbiamo investito in altri settori, convinti che gli altri settori potessero accrescere la ricchezza. Ci siamo resi conto che questo invece poteva essere un grimaldello delle realtà sarde. Prima, fino a qualche anno fa, piccolo era bello, adesso invece il futuro è mettersi in rete. Ci sono anche dei finanziamenti per le reti di impresa, per i contratti di rete, e stanno andando molto bene, perché da soli non si va da nessuna parte. È inutile che uno si può anche stare sul mercato essendo un'impresa unipersonale oppure avendo anche soltanto un solo dipendente, però non riesce a affrontare le sfide che il mercato globale sempre più ti impone. Bisogna stare in rete, farsi forza, la produzione deve essere organizzata e la vendita deve essere organizzata. Questo è il compito vostro. Assolutamente, noi stiamo lavorando. E vi dico anche con la passata giunta regionale, anche con questa stiamo portando avanti dei progetti. Abbiamo un altro progetto col Veneto, per esempio sulla produzione agroalimentare, sempre per parlare delle cose che fanno più piacere. Ci stiamo mettendo in rete lo stesso, le imprese sarde, le imprese venete si stanno mettendo in rete sull'agroalimentare, perché bisogna crescere, bisogna confrontarsi, perché il confronto anche alla Commissione delle Culture è molto importante, perché ripetiamo, da soli è difficile affrontare i problemi che ci sono. I costi sono altissimi, ma poi non cresci. Il mercato nostro è un mercato molto delimitato, e invece se si arriva già nelle regioni del nord, il bacino è assolutamente, fuori di dubbio, anche perché ci si deve mettere in rete, o se no si rischia di finire nella rete. Si muore. Perciò bisogna un pochino contemporaneizzarsi anche sotto questo profilo, a volte allargare un po' la mente, perché molti imprenditori e anche artigiani lì nel loro laboratorio un po' racchiudono tutto, quindi non vedono cosa c'è fuori, soprattutto anche solo seduti davanti a un computer cosa potrebbe il mondo di internet regalare, anche da un punto di vista degli le vendite online commerciali, le vendite online, l'e-commerce, assolutamente. Ma di questo parleremo anche nelle prossime settimane. Avremo anche ospiti che verranno a raccontarci un po' di idee e di progetti sotto questo profilo. Posso dire una cosa a proposito di questo? Un secondo, fra un paio di giorni noi lanciamo un nostro dossier appunto sull'e-commerce, sull'ICT, e vi dimostreremo che la Sardegna deve crescere molto, perché non sta crescendo. Era la piccola Silicon Valley che andava molto forte, e questa piccola Silicon Valley sta sempre più rarefacendo. Non dimentichiamoci che in questa regione esiste un signore che ha inventato internet in qualche modo, e un altro che ne ha fatto un'azienda gigantesca. Esattamente. Perciò, insomma, siamo un po' precursori e poi ci siamo arenati. Purtroppo è questo, non stiamo investendo. Ci si risente tra 7 giorni con Federico Marini e con tutto il mondo. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Un abbraccio ai tanti artigiani e lavoratori che ovviamente ci seguono e alle loro famiglie. Torniamo tra poco, dopo i 2 dell'abitacolo, un po' di pubblicità qui in studio per parlare di giardino e giardinaggio, chiaramente. I fiori. Non solo piante, tutto quello che fa giardino. 2 dell'abitacolo.